Presidente, cerimonia quest'oggi del cambio del comandante delle Frecce Tricolori. Le Frecce Tricolori che ormai sono un emblema del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. Sì, è l'orgoglio di questa terra ed è testimoniato non soltanto dalla vicinanza delle istituzioni, ma devo dire dalla partecipazione di tutti i cittadini che tifano Frecce Tricolori. Questo vuol dire che sono entrate nelle radici della nostra terra e sono un nostro orgoglio, un orgoglio nazionale, un orgoglio internazionale. Delle volte è vero, ci sono altri paesi che fanno alcune cose meglio di noi. Penso che la pattuglia acrobatica dell'Italia sia invidiata dal mondo. Abbiamo visto la perfezione e la professionalità che caratterizza questa squadra e penso che questa sia una cosa che ci invidiano gli altri e sono orgoglioso che possa appartenere alla nostra regione. Una regione che quindi guarderà anche in futuro con un occhio particolare perché, come abbiamo detto, la promuove in Italia e nel mondo. Sì, noi abbiamo già in programma iniziative importanti che ovviamente a tempo debito lanceremo, che però coinvolgono le Frecce Tricolori, coinvolgono Rivolto, coinvolgono la nostra terra per avvenimenti di carattere nazionale e internazionale. Assessore Bini, significativa la sua presenza quest'oggi per il cambio del comandante perché non dimentichiamo le Frecce Tricolori sono anche un modello per la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. Beh, devo dire innanzitutto per me è stata una prima volta emozionante. Beh, le Frecce Tricolori sono un brand importantissimo per il paese Italia, ma che ha la fortuna di essere nella nostra meravigliosa regione, quindi assolutamente sì, Frecce Tricolori come brand per promuovere la nostra meravigliosa regione. Una squadra vincente, come si dice in termini calcistici, squadra che vince non si cambia, quindi abbiamo cambiato l'allenatore, in questo caso il comandante, ma sicuramente vogliamo continuare con la nostra squadra, con le Frecce Tricolori da qui in avanti. Personalmente un cambio di prospettiva, si passa dal volo alla gestione a terra, non solo del volo ma anche di tutto il personale. Io spero di fare almeno bene quanto ha fatto il mio predecessore, il tenente colonnello Mirko Caffelli. I prossimi appuntamenti ancora non sono noti delle Frecce Tricolori, sicuramente ci saranno una serie di manifestazioni in Italia e all'estero, da definire ancora il calendario nuovo del programma Frecce Tricolori 2019. È un po' una parafrasi della vita, quindi no, non è perché siamo in un gruppo di volo che non ci possono essere difficoltà e si superano come si fa in una normale famiglia, quindi con il dialogo e con la tanta passione e dedizione che le Frecce Tricolori hanno da sempre messo dal 1961 ad oggi. Diciamo che si è chiuso un capitolo della mia vita, se ne apre un altro, spero che mi dia insomma le stesse soddisfazioni, anche se ho qualche dubbio perché insomma arrivare alle Frecce Tricolori le soddisfazioni sono state tantissime.